solo così capita, anche nelle migliori famiglie. No, buonasera a tutti, intanto sono molto contento di essere qui stasera a Castelvetrano insieme a voi, assieme a Marina Monti e a Marinda Palmeri, e soprattutto grazie agli amici di Libera Castelvetrano, Francesco, Maria Teresa, Lidia e qualche altro che dimentico. Che voglio dire, in questo sistema delle piazze, questo posto molto bello di Castelvetrano, che ne fa un gioiellino, come ho scritto tempo fa, l'anno scorso credo, quando ho pubblicato un libro che si chiama L'Italia cantata dal basso, che raccoglie una serie di racconti da parte di Pietro Sarti, un giornalista che vive a Roma. E tra i racconti che mi aveva inviato ce n'era uno che si chiamava Matteo Messina Denaro, l'ultimo. Io ho risposto così, e l'ho pure scritto come introduzione al libro, perché volevo chiarire sia a lui che agli altri perché non avevo messo questo racconto. Ve lo leggo. Quando Pietro Sarti mi ha inviato le bozze del libro, abbiamo discusso ed assieme abbiamo eliminato qualche racconto, ma su questo che parlava del super mafioso neanche a parlare. Non lo pubblico e basta, gli ho detto. Io non partecipo alla beatificazione vita naturale durante di un super mafioso pezzo di merda, un grosso stronzo che si nasconde nei cessi, che ha reso famosa una bellissima città come Castelvetrano per aver dato i Natali, piuttosto che per il suo sistema delle piazze, lo splendido gioiellino del Teatro Sirius e appunto la vicina Selinunchi, fulcro della civiltà e cultura greca. Ostati ci ha pensato su qualche minuto e prima ha detto: lasciamo l'icona pop di Cosa Nostra agli show meno antimafia intermittenti. Poi continua: io ho preferito nella mia vita editoriale parlare, più spesso far parlare Felice Impastato, Lucio Battaglia, Maria Saladino, Marina Monti e poi Pina Misano Grassi, Rita Atri, Margherita Alcia, Sonia Fani e quanti, come Flacio Frizzotto, Libero Grassi, Mauro Stagno, Pippo Fava, Don Pino Guidi e tanti altri che hanno sputato in faccia al mafioso loro disprezzo, hanno urlato alle loro orecchie che non intendevano scendere a patti con delle carogne, anche a costo della vita pur difendere la propria libertà. Non sono né un eroe né un kamikaze, diceva Paolo Borsellino, e neanche io, ammesso che ne abbia la forza e le capacità, voglio esserlo, ma sono troppo abituato a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà e quindi sono libero di dire no a Matteo Messina Denaro.